Le piccole imprese venete investono meno sul lungo periodo. Costa quasi il doppio andare a chiedere denaro alle banche per le nostre imprese, a differenza invece dell'industria che costa molto meno e sono più facilitate. Secondo un'analisi di Confartigianato Imprese Veneto, il calo del credito alle piccole e medie imprese, pari a meno 5,5%, e l'aumento della liquidità sui conti correnti indicano una crescente prudenza legata all'incertezza economica e geopolitica. Dobbiamo pensare che per gli Emirati Arabi Riuniti è calato del 40%, era uno dei paesi emergenti per l'export del nostro Veneto. Così pure abbiamo la Turchia, meno 10%, meno 21% del Messico, questi due paesi importanti per quanto riguarda invece la produzione del manifatturiero veneto. A pesare è anche il mancato ricambio generazionale. Oltre il 27% degli imprenditori artigiani ha più di 60 anni e negli ultimi 6 anni il passaggio di impresa ha interessato appena l'11,6% delle aziende. Purtroppo solamente l'8% riesce ad avere il cambio generazionale e anche questo crea difficoltà per quanto riguarda la continuità, la crescita delle imprese. Una situazione che rende più difficile programmare investimenti destinati a produrre risultati nel lungo periodo. Per il presidente Roberto Boschetto la sfida non è solo facilitare l'accesso al credito, ma garantire alle imprese un contesto stabile che favorisca investimenti, innovazione e crescita. È per questo che abbiamo bisogno di un governo che creda a noi e che quindi riveda un po' l'impostazione che ha attualmente.